Biscotti Cric, bontà quotidiani. Oggi vi consiglia Bio Wafers al cacao e Bio Crackers al pomodoro e origano con olio extravergine di oliva. Nebbie fitte e persistenti su alcuni settori delle nostre regioni. Vediamo insieme dove questo fenomeno colpirà maggiormente nella giornata di venerdì 13 novembre. Sul Veneto non ci sono variazioni nello stato del tempo, con nubi basse e nebbie diffuse, anche intense su tutti i settori, spesso resistenti per tutta la giornata. Andrà un po' meglio sul Bellunese e sui rilievi in genere, salvo appunto una locale parziale nuvolosità. Diamo uno sguardo anche alle temperature, le massime saranno comprese tra 11 e 16 gradi, valori minimi tra 7 e 12 gradi. Una nuvolosità che interesserà anche il Friuli Venezia Giulia. Ci sarà l'alta pressione, ma il tempo sarà più uggioso con nebbie e nubi basse spesso diffuse, persistenti anche di giorno sulle coste e sulle pianure vicine. Temperature in calo per una minore presenza del sole, con massime sui 14-15 gradi, valori minimi tra 8 e 10 gradi. Sarà invece molto più fortunato il Trentino Alto Adige, che vedrà la presenza del bel tempo, del sole prevalente, salvo una consueta parziale nuvolosità. Vediamo anche qui le temperature, c'è un lieve calo termico con temperature massime sui 20-21 gradi, minime attese tra 6 e 8 gradi. Uno sguardo anche alla situazione dei mari e dei venti. Il mare sarà generalmente calmo, i venti saranno deboli occidentali. Dal meteo anche per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci! Biscotti Cric, bontà quotidiani. Oggi vi consiglia Bio Wafers al cacao e Bio Crackers al pomodoro e origano con olio extravergine di oliva.